Scusa. Buongiorno da Giulio Cainarca a tutti coloro che sono all'ascolto di Radio Padania Libera e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con Onda Libera. Intanto la prima pagina dell'agenzia ANSA, siamo un po' in ritardo, stamani 10:48, fa il mio orologio, quello dello studio circa pure, naufragio dei migranti in prima pagina sull'ANSA stamani, sopravvissuti arrivati a Catania, arrestati 2 scafisti, ci sarebbe stata una collisione. Dal racconto dei sopravvissuti all'ecatombe avvenuta 2 giorni fa nel canale di Sicilia emergono dettagli su quel che è accaduto. Ci sarebbe stata anche una collisione con una nave che era arrivata nelle vicinanze del barcone per prestare soccorso. 18 dei 28 scampati hanno trascorso la notte al centro accoglienza per richiedenti asilo, il CARA di Mineo, finito peraltro nelle indagini della Procura di Palermo. Poi riprendiamo l'argomento perché da lì c'era uno dei centri operativi della tratta di esseri umani. Sull'imbarcazione militare erano complessivamente 27 sulla nave Gregoretti della Guardia Costiera, con la quale sono sbarcati poco prima di mezzanotte nel porto di Catania i 28 scampati. Erano 27 i superstiti e 3 di loro sono stati accompagnati dalla Polizia di Stato in una struttura riservata per essere sentiti come testimoni. La loro ricostruzione dei fatti è ritenuta importante dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Catania, che vuole cristallizzare e tenere incontaminata la loro ricostruzione. Grazie alle testimonianze sarebbero stati individuati 2 presunti scafisti detenuti a Catania, un tunisino ritenuto il comandante del peschereccio naufragato e un siriano, suo assistente di bordo, in attesa dell'interrogatorio del giudice per le indagini preliminari. Fermati i 2 scafisti, appunto, si tratta di un tunisino e di un assistente siriano, dice il ministro dell'Interno Angelino Alfano, accusati di omicidio colposo plurimo, naufragio e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. I 2, ha detto il procuratore di Catania Giovanni Salvi, il fratello dell'ex ministro ed esponente di lungo corso del PC-PDS-DS Cesare Salvi, sono stati indicati dai sopravvissuti che erano a bordo della nave Gregoretti e riconosciuti anche da un giovane del Bangladesh ricoverato in ospedale a Catania, a cui sono state mostrate delle fotografie. Così l'ANSA in apertura questa mattina. E sempre sullo stesso tema, nel tentativo di nascondersi, uno scafista spinse il barcone contro la nave, per cui ci fu una collisione. Lo scafista, che era al comando del barcone naufragato al largo della Libia, nel cercare di nascondersi per non farsi riconoscere, avrebbe pilotato con poca attenzione l'imbarcazione che sarebbe entrata in collisione con il mercantile King Jacob, giunto in zona per prestare i soccorsi. Lo hanno raccontato i sopravvissuti. All'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, l'UNHCR, i migranti hanno detto di essere partiti dalla Libia sabato mattina attorno alle 8 e hanno sostenuto che a bordo c'erano circa 800 persone. E sempre dalla prima pagina dell'agenzia ANSA le altre notizie: un viaggio nel Museo del Bardo a Tunisi 30 giorni dopo l'attentato, museo oggi simbolo di un paese che vuole voltare pagina, racconta per l'agenzia ANSA Daniela Giammusso. Non abbiamo paura, continuiamo a lavorare, venite a trovarci. I grandi Nettuno, i mostri marini, Venere sono tutti lì ad osservare. Quasi coro di Mufida Kashbawi, direttore del Museo del Bardo di Tunisi. Fino a un mese fa, scrigno di meraviglie dell'arte romana e archeologia e uno dei più importanti siti turistici
tunisini, ora simbolo di un paese bellissimo, scrive l'agenzia ANSA, colpito ma che alla violenza del terrorismo non si vuole piegare e va avanti. Qui al Bardo, come in città e nella Medina, sembra un giorno normale con le bandierine rosse della Tunisia a sventolare al sole. Inizia così il resoconto dell'agenzia ANSA nel Museo del Bardo di Tunisi, teatro dell'attentato di un mese fa, appunto, che oggi viene descritto dall'agenzia ANSA, ma sempre dal primo piano dell'ANSA. Per la cronaca, decine di arresti sono eseguiti questa mattina dai carabinieri, sono in corso di esecuzione a carico di presunti componenti del clan mafioso barese di Cosola, in Puglia. Tra gli arrestati un imprenditore edile a cui è stata sequestrata l'azienda. L'operazione è stata definita dagli inquirenti un colpo mortale al clan di Cosola, clan della mafia pugliese, ai cui beni sono stati apposti i sigilli. L'indagine avrebbe ricostruito anni di egemonia in settori vitali dell'economia, prima fra tutti quello dell'edilizia, dove viene registrata l'imposizione mafiosa dell'acquisto di cemento di bassa qualità. La ditta sequestrata alle porte di Bari, il titolare risulta tra gli arrestati per associazione mafiosa. Provvedimento cautelare firmato dal Tribunale su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. Sotto il controllo del clan era finito anche il redditizio mercato immortale delle slot machine e dei videopoker. 100 euro al mese imposti su ogni macchinetta, moltiplicati per i numerosi locali taglieggiati, facevano migliaia di euro al mese per ogni comune della provincia di Bari nel quale il clan imperava. Nell'ambito dell'operazione arrestate anche alcune donne del clan, si occupavano di contabilità. Colpito il tesoro della holding mafiosa col sequestro di beni per milioni di euro, tra cui 23 immobili, 19 terreni, 80 conti correnti, 2 cassette di sicurezza, 15 autoveicoli, 4 società. Sullo sfondo il controllo del mercato della droga da parte della parallela associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. 250 gli episodi di spaccio documentati nel corso dell'indagine. Dettagli dell'operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che è iniziata da pochissimi minuti a Bari, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e dal magistrato Pasquale Drago. Sempre poi dalla prima pagina dell'ANSA, il tesoretto è modesto ed è dovuto interamente alla minore spesa per interessi, dice la Banca d'Italia sul famoso tesoretto Renzi da 1,6 miliardi, sia utilizzato per accelerare il riequilibrio della finanza pubblica, dice Banca d'Italia durante l'audizione sul documento di economia e finanza. Sempre poi dal primo piano dell'agenzia ANSA di stamani, un altro naufragio a Rodi, in Grecia, un barcone con 200 migranti naufragato davanti alla costa orientale di Rodi, lo riferiscono i media locali. Per ora sono stati recuperati 3 corpi, tra cui quello di un bambino. 57 sono stati messi in salvo, si temono molte vittime. Stando alle prime informazioni fornite da testimoni che al momento del naufragio si trovavano sulla spiaggia di Zefiros a Rodi, di fronte alla quale il barcone ha cominciato a inabissarsi dopo aver urtato uno scoglio, sull'imbarcazione c'erano almeno 200 persone che sono saltate in acqua senza attendere i soccorsi, hanno cominciato a dirigersi a nuoto verso terra, sotto gli occhi sbigottiti di residenti e turisti accorsi sul posto. Dalla Guardia Costiera si è appreso che i 3 cadaveri recuperati sono di un bambino, di un uomo e di una donna. Secondo le autorità greche, il barcone era partito dalle coste della vicina Turchia, ma i trafficanti avevano abbandonato l'imbarcazione quando ancora si trovava al largo dell'isola di Rodi. Ultima notizia dalla prima pagina dell'ANSA. Roma festeggia il suo 2768esimo compleanno. Secondo la leggenda, Romolo, fratello del famoso Remolo, naturalmente, la fondò il 21 aprile. Notte bianca ai fori imperiali. Si festeggia oggi il Natale di Roma, festività laica legata alla fondazione della città da parte di Romolo, secondo la leggenda, 21 aprile del 753 a.C. Tutto goduto il sindaco di Roma, Ignazio Marino. E adesso apriamo il capitolo. Qualche approfondimento serve sulla questione del naufragio e tutto ciò che vi ruota intorno, partendo dalle dichiarazioni ufficiali, le dichiarazioni ufficiali da Renzi in giù.
Cos'è il blocco navale? Il blocco navale tecnicamente significa mettere delle navi in acque internazionali. Se tu metti le navi in acque internazionali, quando arriva il barcone, per il diritto del mare, perché nel mondo esiste il diritto, non la legge della giungla, perlomeno dovrebbe esistere il diritto e non la legge della giungla, se ti arrivano i barconi in acque internazionali dove tu fai il blocco, la regola del mare prevede che tu debba prendere i passeggeri del barcone e portarli in Italia o a Malta. Cioè, quando ci sono alcuni grandi statisti che dicono facciamo il blocco navale, devono sapere che stanno facendo un favore agli scafisti. Questi sono i nuovi trafficanti di schiavi. Allora, la gestione innanzitutto è dichiarare guerra a questi trafficanti di schiavi e ci sono varie formule che noi presenteremo al Consiglio europeo per ridurne la portata e l'impatto. Questa è la versione Renzi del blocco navale, ma sentiamo anche le altre dichiarazioni, a partire appunto dalle alte cariche dello Stato. Il Presidente della Repubblica, Mattarella. Centinaia di migliaia di vittime, incolpevoli, si aggirano ai margini dei conflitti, cercando di salvaguardare il più elementare dei diritti umani, quello alla vita. Ignobili trafficanti di esseri umani, dopo averli depredati, li avviano invece verso quella che troppo spesso è morte certa. Un'Unione Europea consapevole dei propri valori e delle proprie responsabilità internazionali non può volgere altrove lo sguardo. Ieri ho parlato di totale insufficienza delle iniziative assunte sin qui dalla comunità internazionale. Occorre, a me sembra, un'iniziativa straordinaria, umanitaria, che coinvolga, oltre all'Unione Europea, gli organismi internazionali e le agenzie delle Nazioni Unite, per politiche che affrontino l'emergenza sin dai paesi di origine. I parlamenti, rappresentativi della volontà dei popoli, della loro sovranità, sono anche su questo versante in prima linea, a partire dall'Assemblea di Strasburgo. Così il Presidente della Repubblica Italiana. Il Presidente dell'Europarlamento, Martin Schulz. 200 or 300,000 refugees. 2 o 300.000 rifugiati tra 507 milioni di cittadini europei in 28 Stati membri. Sarebbero sicuramente più facili da gestire se non fosse che il 50% circa si concentra in soli 3 paesi dell'Unione. L'Unione Europea deve arrivare a una conclusione e trovare una soluzione immediatamente, non nei prossimi anni. La discussione che stiamo facendo è la stessa di 20 anni fa. Niente è cambiato, dice il Presidente dell'Europarlamento, Schulz, tranne il numero delle persone morte. Per questo faccio appello a tutti voi di agire urgentemente. Così il Presidente dell'Europarlamento, Martin Schulz. La Ministra degli Esteri dell'Europa, l'italiana Mogherini. Qui ci sono 3 aspetti da considerare. Chiaramente l'aspetto Libia, sappiamo molto bene che questo è il canale privilegiato di accesso al dramma della traversata del Mediterraneo. E qui, ci tengo a sottolinearlo, la lotta ai trafficanti e alle organizzazioni di trafficanti è cruciale. Secondo, la presenza in mare, e qui discuteremo con i ministri degli interni che hanno competenza in materia, il ruolo di Frontex e della missione Tritone, e chiaramente di nuovo con i ministri degli interni discuteremo di come condividere nel miglior modo possibile la responsabilità di tutti gli Stati membri europei nell'accogliere rifugiati e migranti. Abbiamo bisogno di sviluppare una vera responsabilità europea per quanto riguarda quello che succede nel Mediterraneo, per quanto riguarda le migrazioni, i rifugiati, e dico sviluppare una responsabilità europea. Credo che
questo non sia stato ancora fatto negli anni passati in modo pieno. Credo che davanti alle tragedie di questi ultimi giorni, ma di questi ultimi mesi e di questi ultimi anni purtroppo, non abbiamo più alibi, l'Unione Europea non abbia più alibi, tutti gli Stati membri non abbiano più alibi. E spero che da questa tragedia possa nascere una nuova consapevolezza europea, un po' come dopo gli attentati di Parigi e di Tunisi c'è stata una nuova consapevolezza del fatto che l'Unione Europea ha bisogno di aumentare la propria integrazione sul fronte della sicurezza e del controterrorismo. Credo che questa tragedia ci debba dire che abbiamo bisogno di una vera politica migratoria europea. Selezionare la frutta migliore ci viene naturale, perché da buoni italiani sappiamo quanto siano importanti la stagionalità e la provenienza. Scopri il meglio del fresco nei Pan Panorama. Selezioniamo da italiani. Quest'anno Vichy anticipa l'estate. Ad aprile sui solari Vichy subito per te uno sconto pari all'indice di protezione. Protezione solare 30? 30% di sconto. Protezione solare 50? 50% di sconto. Più ti proteggi, più risparmi. Farmacie aderenti su vichy.it. Sconto immediato alla cassa sul prezzo applicato dal rivenditore. Calzature IG & Co. Leggerissime, flessibili, traspiranti. IG & Co. Belle e italiane. Calzature IG & Co. Sportive dentro. A scuola di business. Oggi musica. Si può avere la manutenzione inclusa nel prezzo senza che il costo diventi una nota dolente? Certo! I furgoni Volkswagen Transporter e Caddy non hanno solo il pacchetto Tech & Sound in omaggio, ma sono tuoi anche con finanziamento in 48 rate, TAN 425, TAG 684 e manutenzione ordinaria 4 anni o 80.000 chilometri inclusa fino al 30 giugno. Questa sì che è musica! Volkswagen Veicoli Commerciali, la prima regola per lavorare bene. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Ci manca il ministro degli esteri italiano, Paolo Gentiloni. Non è più sostenibile una situazione in cui a un'emergenza europea si risponda solo con risorse e impegni italiani. Quindi noi chiederemo oggi alcune cose molto semplici e ci auguriamo che dall'Unione Europea, al di là degli attestati di solidarietà, vengano degli impegni. Le cose semplici sono: uno, ci vuole un impegno e un sostegno dell'Europa, oltre che delle Nazioni Unite, all'azione di contrasto ai trafficanti di esseri umani. Due, è assolutamente necessario rafforzare economicamente gli impegni per Frontex e Triton. È incredibile che una superpotenza come l'Europa spenda 3 milioni al mese per Triton. 3, è assolutamente indispensabile moltiplicare gli impegni economici per la gestione dell'accoglienza e della cosiddetta Convenzione di Dublino. Ripeto, quello che è in gioco è la reputazione dell'Unione Europea. Lo hanno detto in tanti negli ultimi giorni, purtroppo la tragedia dell'altra notte lo rende evidente. C'è bisogno di risposte e di risposte impegnative. Il ministro degli esteri: ci auspichiamo, auguriamo, chiediamo. In sostanza più soldi per l'accoglienza, dice il ministro degli esteri. Qualche volta aveva buttato là l'idea della guerra, un paio di volte, poi rimangiandosela. In ogni caso, queste le dichiarazioni ufficiali. Adesso qualche fatto. Un fatto lo evidenzia molto opportunamente, correttamente, in prima pagina oggi sul Foglio, Marco Valerio Loprete, facendo la tara ad alcune altre affermazioni. In questi giorni naturalmente le dichiarazioni, gli auspici, gli auguriamo, i crediamo, auspichiamo, chiediamo, eccetera, si moltiplicano a dismisura. Fra le cose dette in TV, quelle della onnipresente in TV Carlotta Sami, l'erede di Laura Boldrini, portavoce per il Sud Europa dell'UNHCR, cioè dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Uno dei concetti chiave espressi dalla Sami è il rimpianto per l'operazione Mare Nostrum. Non essendoci un'operazione di soccorso come Mare Nostrum,
Tante persone muoiono, ha detto ieri più volte Carlotta Sami in una delle sue numerose apparizioni televisive, parlando del barcone affondato sabato scorso al largo delle coste libiche con X centinaia di morti. Il nesso causale tra il superamento dell'operazione Mare Nostrum e la strage è un dato di fatto indubitabile per l'alta rappresentante, o meglio per la portavoce dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Dunque c'è un rapporto di causa-effetto. Essendo finita l'operazione Mare Nostrum, la gente sprofonda nel mare, ci sono i naufragi. Il nesso causale è indiscutibile, dice l'alta rappresentante delle Nazioni Unite. Quindi la mossa successiva, il ragionamento successivo è: il governo deve tornare a un'operazione del tipo Mare Nostrum, cioè una politica di ricerca e di soccorso degli immigrati nel Mediterraneo, una politica che fu già messa in campo con l'ausilio della Marina Militare dall'ottobre del 2013 fino a fine del 2014. L'operazione Mare Nostrum è stata poi sostituita, come tutti sanno, dal governo Renzi e dall'Unione Europea con l'operazione attuale, la cosiddetta operazione Triton, più limitata per raggio d'azione, da 50 a 30 miglia, per risorse impiegate, che comunque non sono indifferenti, da 9 milioni di euro al mese a 3 milioni e qualcosa di Triton rispetto a Mare Nostrum. Ma le differenze nelle due operazioni, Triton e Mare Nostrum, sono sufficienti a far pensare che la strage in mare è dovuta al cambiamento di politica, cioè al passaggio da Mare Nostrum all'operazione Triton? Assolutamente no, e a confermarlo sono i dati dello stesso governo italiano. Tuttavia, sull'onda emotiva, anche i massimi esperti, per così dire, del fenomeno migratorio, quelli che qualcuno chiama i tecnici del settore, come la portavoce dell'Alto Commissariato per le Nazioni Unite per i Rifugiati, Carlotta Sami, sembrano avvallare certi ragionamenti superficiali e non fondati sui dati di fatto che sono stati comunicati anche da fonti governative. Non conta nulla, quindi, da questo punto di vista, che il governo italiano e le competenti autorità abbiano fatto sapere, poche ore dopo il naufragio tra sabato e domenica, che il barcone affondato si trovava fuori dal raggio d'azione dell'operazione Triton, ma pure fuori dal raggio d'azione della precedente operazione Mare Nostrum, cioè ci fosse stata l'operazione Mare Nostrum, il barcone sarebbe comunque affondato. E non è importante per costoro che invece sostengono che tutto si deve al fatto che abbiamo abbandonato l'operazione Mare Nostrum, non è importante neanche il fatto che da subito sono state impegnate nei soccorsi al barcone affondato 18 navi, di cui 7 della Marina Militare, più 3 elicotteri della Marina Militare, 1 della Guardia di Finanza, un aereo della Capitaneria di Porto. E naturalmente diventa un dettaglio ininfluente anche la dinamica finora ricostruita dell'incidente. I passeggeri della nave che, avvicinandosi la nave cargo che per prima ha risposto all'SOS, la nave portoghese King Jacob, si muovono su un lato del peschereccio e lo fanno ribaltare. Insomma, è molto difficile per chiunque sostenere che non sarebbe andata così anche in regime di operazione Mare Nostrum. Eppure molti lo sostengono, a partire dalla portavoce dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, Carlotta Sami, che continua a dire che ci vuole Mare Nostrum, che se c'era Mare Nostrum non sarebbe accaduta la tragedia. Quasi esattamente un anno fa, per giorni si parlò di 200 morti a una distanza dalle coste libiche identica a quest'ultima tragedia, salvo poi ridurre il numero dei morti a 50. Erano tanti morti anche allora, eppure Mare Nostrum era in vigore e anzi, in un anno di operazione Mare Nostrum le vittime sono state 3.500. Considerato tutto ciò, fa notare oggi sul Foglio Marco Valerio Loprete, è ancora possibile sostenere a cuor leggero che non essendoci un'operazione di soccorso tante persone muoiono, alzando contro il governo il dito inquisitorio che si rimprovera ai leghisti di avere a loro volta alzato contro il governo mentre le ricerche dei dispersi erano ancora in corso? Rimane fuorviante riferirsi poi ai campi per l'accoglienza dei profughi presenti in Libano o in Siria o in Turchia.
perché la portavoce dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, Carlotta Sami, ha detto dovremmo prendere quasi esempio dai campi per l'accoglienza dei profughi in Libano, in Siria o in Turchia, fermo restando che, come ha puntualizzato oggi sul giornale Gian Michele Sin, l'Alto Commissariato, la cui portavoce è l'italiana Carlotta Sami, in Libia non c'è, spende una ventina di milioni di euro per la Libia, ma se ne sta in Tunisia e non organizza alcun campo profughi per i libici. In Libia l'Alto Commissariato della signora Sami non esiste, non c'è, sono molto più comodamente in Tunisia, dove peraltro spendono fino all'ultimo centesimo dei milioni di dollari in dotazione. Per far cosa? Comunicazione, evidentemente. In ogni caso, la signora Sami ha anche detto che dovremmo prendere esempio quasi dal Libano o dalla Siria. Benissimo, sono campi profughi in condizioni terrificanti. E chiaramente fare riferimento a questo tipo di campi significa suggerire che non ce ne frega niente dello standard di vita che a quel punto l'Italia dovrebbe offrire a rifugiati e residenti, perché prendere ad esempio i campi libici, libanesi o siriani o turchi, significa prendere ad esempio un modello che certamente è un modello dove il livello della vita dei rifugiati è peggiore di quello dei centri rifugiati italiani, anzi è infinitamente peggiore. In ogni caso dovrebbe essere chiaro alle organizzazioni di stampo umanitario che neanche nell'accoglienza è il numero che fa la forza, perché ammassare decine di migliaia di persone come nei campi libanesi o siriani non dovrebbe essere un modello per le organizzazioni umanitarie. E nonostante ciò, anche ieri l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, l'Associazione Migrantes della Conferenza Episcopale Italiana, i Vescovi, Medici Senza Frontiere, la Comunità Cattolica di Sant'Egidio, la Caritas, tutte queste istituzioni sono tornate a sostenere che bisogna rimettere in vita l'operazione Mare Nostrum a livello italiano o addirittura a livello europeo. Una richiesta che per tempistica e modalità non sembra una proposta asettica e ponderata, ma piuttosto sembra dettata dalla volontà di far politica, di prendere una posizione politica. Benvenuti, conclude Mario Valerio Loprete sul Foglio di oggi, benvenuti nell'arena della politica ai professionisti dell'immigrazione. In palio ci sono anche le più alte cariche dello Stato, come noto. Per quanto riguarda invece l'indagine, questa è un'indagine per molti versi importante, quella fatta dalla Procura di Palermo di ieri, dalla magistratura in Sicilia, una indagine che conduce a un paradosso, fa notare oggi su Libero Alberto Samonà. Un paradosso perché? Perché le basi operative per il traffico di immigrati dalle coste del Nord Africa verso l'Italia erano in due luoghi simbolo dell'accoglienza italiana. Il centro assistenza richiedenti asilo di Mineo, in provincia di Catania, del quale abbiamo più volte parlato, il più grande centro per richiedenti asilo d'Europa, e Villa Sicania, a Siculiana, in provincia di Agrigento. Il paradosso sta in questo, che le basi operative del traffico illegale, ovviamente, di persone dalle coste della Libia all'Italia erano in due luoghi simbolo dell'italianissima accoglienza, il CARA di Mineo e Villa Sicania nell'Agrigentino. All'alba di ieri il blitz degli agenti dello SCO, il Servizio Centrale Operativo della Polizia, ha portato all'arresto di 24 persone, tutti immigrati, soprattutto eritrei, etiopi, ivoriani, ghanesi e della Guinea. Ufficialmente queste 24 persone arrestate ieri, tutti immigrati, sono profughi in cerca di asilo politico e di una vita migliore in Italia. In realtà erano componenti di una rete che si arricchiva a dismisura con i viaggi di centinaia di migliaia di disperati. Un'organizzazione, quella sgominata ieri dall'operazione ribattezzata Glauco 2, coordinata dalla Procura di Palermo, un'organizzazione con una vasta ramificazione. Il Cervelli in Libia, le basi operative nell'Africa subsahariana, complici in Sicilia, ma anche a Roma, Milano e Bari. Tanto che, oltre ai destinatari dei provvedimenti di arresto,
si conterebbero almeno altri 25 affiliati dislocati in varie nazioni africane. Emblematica è la storia di colui che viene ritenuto il capo della sezione italiana di questa banda. Si tratta del signor Ashgedom Germay, etiope, che è arrivato in Italia nel 2013. Arrivato in Italia, il signor Ashgedom Germay, ritenuto dagli inquirenti il capo della sezione italiana della banda dell'operazione Glauco 2 coordinata dalla Procura di Palermo, il signor Germay nel 2013 arriva in Italia, chiede e naturalmente ottiene l'asilo politico. Viene ospitato per l'appunto al CARA, il centro assistenza richiedenti asilo di Mineo, a Catania, quello dove hanno trovato posto parenti, amici, PD, NCD, Alfano, l'uomo di Alfano, tutto il consorzio dei comuni dove l'NCD raggiunge il 40% alle elezioni e via dicendo. E naturalmente sistemati parenti, subparenti, amici, subamici, in mezzo ad appalti del tenore di 100 milioni di euro. La stessa cifra che hanno guadagnato i trafficanti arrestati ieri dalla Procura di Palermo in 2 anni, secondo gli inquirenti. 100 milioni di euro. Con tanto di permesso di soggiorno in mano, una volta sistematosi al CARA di Mineo, il signor Ashgedom Germay, il capo della sezione italiana della banda di trafficanti, che fa? Prende casa a Catania e diventa uno dei principali punti di riferimento dei trafficanti. Organizza infatti la rete proprio all'interno del CARA di Mineo, il centro per richiedenti asilo, dove risiedono una decina di suoi uomini, tutti arrestati. Erano in grado di far entrare e uscire indisturbati i profughi da trasportare altrove, magari anche da indirizzare verso altri paesi europei, dando istruzioni ai referenti dell'organizzazione criminale. Era proprio questo signor Ashgedom Germay che dalla Sicilia coordinava gli sbarchi, ne assumeva la regia, per così dire, arrivando a incassare da un minimo di 250 a un massimo di 1.000 euro a migrante, e che avrebbe tenuto in contatti con altre 2 capi dell'organizzazione, entrambi attivi tranquillamente in Libia, nonostante siano ufficialmente dei latitanti. Si tratta dell'eritreo Medianie Yedego Mered e dell'etiope Ermias Germay, che ha lo stesso cognome di Ashgedom, quello piazzato in Sicilia. L'inchiesta, coordinata dal procuratore aggiunto Maurizio Scalia coi sostituti Geri Ferrara e Claudio Camilleri, è iniziata dopo il tragico naufragio del 3 ottobre del 2013 a Lampedusa, quando persero la vita 366 persone. L'inchiesta ha consentito di ricostruire un vero e proprio tariffario su cui si basavano, e con tutta probabilità si basano ancora, i trafficanti. E dunque, per giungere in Libia, da paesi come l'Etiopia, l'Eritrea e il Sudan, ciascun migrante era tenuto a pagare 4-5 mila dollari, poi per attraversare il Mediterraneo e sbarcare in Sicilia altri 1.500 dollari. Una volta giunti sull'isola, e questo è l'elemento che fotografa l'incredibile situazione della politica italiana della cosiddetta accoglienza, una volta giunti in Sicilia, gli immigrati possono pagare altri 400 euro per fuggire dai centri di accoglienza siciliani, e ancora 1.500 euro nel caso vogliano essere smistati in altri paesi europei, soprattutto del nord, Germania, Olanda, Svezia, Norvegia. Spese di viaggio che variano però a seconda del mezzo di locomozione, treno, pullman o auto. E stando alle stime degli inquirenti, alcuni membri dell'organizzazione sarebbero arrivati a guadagnare fino a 80.000 euro per ogni barcone da 200 immigrati, pagamenti rigorosamente in contanti o mediante servizi di trasferimento monetario o ancora con il sistema delle carte PostePay. Io l'America l'ho trovata qui, esultava uno dei trafficanti intercettato. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il principale collaboratore di Ashgedom Germay, l'etiope arrivato nel 2013 che chiede e ottiene asilo politico, viene ospitato al CARA, ha il permesso di soggiorno fino al 2019, prende casa a Catania e diventa uno dei punti di riferimento dei trafficanti. Il suo principale collaboratore sarebbe stato tale Jonas Gebitoios. Lui si occupava di ammassare gli extracomunitari in appartamenti di Catania e di organizzare il viaggio finale, spesso su pullman di linea che di regola sfuggono ai controlli di polizia e carabinieri.
Del resto, i porti di partenza in cui opera il ramo libico dell'organizzazione sarebbero sia sulla costa occidentale della Libia, Zuara, Sabratha, Sourman e Zanzur, che nei pressi di Tripoli, dove i barconi partono da Taggiura. Ci sono poi i gommoni che solcano il mare partendo da Tarabuli, punti di imbarco che sono spesso controllati dai jihadisti di Ansar al-Sharia, vicina all'ISIS, allo Stato islamico. Bella vita, complicità locali emergono dalle intercettazioni e il Bosche da Tripoli dice bel lavoro, ne ho imbarcati 7.000. Ne facciamo salire sempre troppi, dicono i due capi latitanti in Libia, e alla notizia dell'ennesima ecatombe esclamano Inshallah, sia fatta la volontà di Allah. Fanno la bella vita i capi dell'organizzazione di trafficanti che riversa sulle coste italiane centinaia di migliaia di extracomunitari provenienti da ogni parte dell'Africa. Ufficialmente sono latitanti, ma girano indisturbati a Tripoli e in altre città libiche, da dove gestiscono una formidabile macchina da soldi con relazioni internazionali in ogni parte d'Europa. L'operazione scattata ieri in Sicilia è stata possibile anche grazie a una marea di intercettazioni telefoniche dai contenuti impressionanti, scrive per esempio oggi Libero con Alberto Samonà. Dalle intercettazioni si evince che per quanto riguarda i principali protagonisti dell'indagine, il valore dato alla vita umana da costoro è pari a 0, anzi è pari soltanto alla cifra che incassano. Uno dei leader indiscussi del network si chiama Mered Yedego Medanie, eritreo 34enne. Dai dialoghi intercettati si comprende che ha le idee molto chiare. A proposito dei migranti, dipinge con disinvoltura il proprio ruolo e fa comprendere che li giudica dei semplici numeri. Mi accusano di farne salire sempre troppi sui barconi, dice con tono beffardo, ma sono loro a voler partire subito, io non faccio altro che accontentarli. Costui si fa chiamare il generale e parlando con alcuni complici si vanta dei grandi numeri. Quest'anno ho lavorato bene, sono riuscito a far imbarcare 7-8 mila persone. A Tripoli il signor Mered Yedego Medanie vive da nababbo in una casa molto bella, gode della protezione a tutti i livelli e si vanta al telefono di avere anche dovuto pagare alcuni esponenti delle forze dell'ordine locali per far scarcerare diversi immigrati arrestati e però subito avviati ai gommoni per solcare il canale di Sicilia. Arrivano in Italia coloro che erano nelle prigioni libiche anche. Riscatti pagati senza difficoltà perché i soldi li avrebbe comunque recuperati grazie agli importi da capogiro sborsati dagli stessi extracomunitari per arrivare in Italia. Gira anche parecchio contante, a quanto pare, tra coloro che poi si mettono sui fatiscenti barconi. Ho dovuto pagare per far uscire dal carcere tanti immigrati arrivati in Libia, dice il signor Medanie dalla Libia, da Tripoli. Meglio solo una ventina al giorno per non dare nell'occhio. Medanie ha le idee molto chiare anche su come investire la gran massa di denaro che affluisce nelle casse della sua organizzazione. È meglio investire in America o in Canada, dice, dove non chiedono la provenienza dei soldi. Anche l'altro capo dei trafficanti, l'etiope Ermias Germay, è uno dei due latitanti dell'indagine che vive indisturbato a Tripoli. Le forze dell'ordine italiane, peraltro, lo conoscono bene perché su di lui pende un mandato di cattura internazionale con l'accusa di essere l'organizzatore della traversata dell'ottobre 2013 che finì in tragedia a Lampedusa con 366 morti. Ciò nonostante, il signor Ermias Germay fa la bella vita. Poco gli importa di essere latitante dal luglio di un anno fa. Tanto è sicuro che per adesso può godere di potenti protezioni. Gli investigatori italiani erano riusciti tempo fa a isolare una conversazione nel corso della quale, senza mostrare alcun rimorso per le vittime del 3 ottobre 2013 a Lampedusa, si era limitato a liquidare l'accaduto con la frase Inshallah, l'esclamazione islamica che sta per se Dio lo vuole, come dire si vede che doveva andare così. Questo raccontano le carte e le intercettazioni dell'indagine. Sulle intercettazioni poi ci ritorniamo. Intanto il CARA di Mineo era uno dei centri per l'organizzazione di questo traffico di esseri umani. Non sorprende probabilmente chi ha sempre visto le criticità di questo luogo, il più grande centro di accoglienza d'Europa, ed era proprio lì
al CARA di Mineo, in provincia di Catania, che una decina di trafficanti di esseri umani riuscivano a gestire indisturbati i propri affari. L'inchiesta stabilirà le responsabilità di ciascuno e le eventuali coperture o protezioni di questi immigrati, formalmente richiedenti asilo, perseguitati, in realtà trafficanti. L'inchiesta stabilirà dunque le responsabilità, ma quel che viene fuori dall'indagine è che il CARA di Mineo si conferma come una fonte di illecito guadagno non solo per gli italiani e i politicanti e gli amici dei politicanti e i paraparenti dei politicanti che gestiscono il centro di Mineo, il più grande d'Europa, ma anche per gli stessi immigrati, che in teoria sono richiedenti asilo o aspiranti allo status di profughi. Dunque non solo i politicanti siculi e non solo siculi che gestiscono il CARA di Mineo. Dal ministro Alfano in giù c'è una forte linea siciliana, diciamo così, nella gestione della vicenda, e il luogotenente di Alfano in Sicilia è un sottosegretario del governo Renzi, il sottosegretario Castiglione. La vicenda però ha arricchito anche i trafficanti di uomini. Ufficialmente sono profughi, mescolati agli disperati che abitano il campo, più o meno disperati. In ogni caso sono persone che hanno tratto vantaggio economico cospicuo, rilevantissimo, stando al meraviglioso CARA di Mineo, in provincia di Catania, che forniva loro un'occasione per spremere coloro che erano in arrivo e che arrivavano dal Nord Africa. Qui si ricevono dallo Stato tanti soldi per gestire l'accoglienza, come ormai ben sappiamo, e ci sono piazzati al CARA di Mineo ai vari livelli e in tutti gli altri CARA e SPRAR, le strutture per i richiedenti asilo e rifugiati, ci sono, come abbiamo più volte raccontato, sindaci, assessori, consiglieri comunali della zona, parenti di costoro e via dicendo. In tal senso, per quanto riguarda il CARA di Mineo, è emersa infatti una vera e propria parentopoli di cui più volte abbiamo parlato, con tanto di nomi e cognomi di parenti fra assunti e collaboratori di questo e di altri centri di accoglienza siciliani, a partire dal comune di Mineo, il cui sindaco è stato per diverso tempo consulente di Sol Calatino, una rete di cooperative che gestisce i servizi del centro assistenza richiedenti asilo. Qui poi lavora la sorella del vice sindaco, un assessore con tanto di nipote e cognato, e sempre a Mineo il capogruppo di maggioranza è nel consiglio di amministrazione di Sol Calatino, la rete delle coop che gestisce il CARA. E sarebbe impiegato anche una consigliera comunale al CARA di Mineo, il figlio di una sua collega, il fratello di un altro consigliere. L'abbiamo raccontata tutta sta parentopoli. A dicembre scorso poi il centro per richiedenti asilo era finito nella bufera perché i pubblici ministeri della Procura di Caltagirone e i PM di Catania avevano fatto fioccare una risma di avvisi di garanzia per appalti milionari connessi alla gestione della struttura. Tra gli indagati c'era anche il compagno Luca Odevein, il consulente del CARA di Mineo, che era già vicecapo di gabinetto dell'amministrazione Veltroni a Roma, quando Veltroni era sindaco, poi ha lavorato con Zingaretti alla provincia di Roma, dopodiché Zingaretti è diventato presidente della regione Lazio. Odevein era anche l'uomo di fiducia del re delle cooperative rosse romane, il compagno Salvatore Buzzi, nomi di spicco nell'inchiesta su Mafia Capitale. Con gli immigrati si fanno molti più soldi che con la droga, aveva detto molto chiaramente il compagno Buzzi. A proposito dei soldi, c'è un articolo di Marco Gorra oggi su Libero, è la 7ª puntata dei soldi per i profughi, comune per comune, 500 milioni stanziati, $500 milioni nel triennio 2014-2016, si arriva fino al 2016, si dà ovviamente per scontato che si proseguirà quest'anno e l'anno prossimo nella gestione del business. Leggi qui, Golf Tech & Sound da 16.900 euro. Sì, la versione base. Poi se vuoi anche il navigatore touch ti costa 16.900 euro. E se vuoi anche il Bluetooth 16.900 euro. I sensori di parcheggio 16.900 euro. Allora io voglio anche il cruise control, il rilevatore di stanchezza. Scopri Golf 5 porte con Tech & Sound Pack da 16.900 euro. E solo ad aprile il navigatore touch è in omaggio. Info su Volkswagen.it. Le
tue notti sono troppo corte e le tue giornate troppo lunghe? Gli effetti sul tuo viso ora hanno i giorni contati. Vichy ti invita in farmacia a provare le creme viso Idealia per una pelle più luminosa e riposata. Oggi per te con uno sconto immediato di €10. Farmacie aderenti su vichy.it. Buono sconto applicato sul prezzo praticato dal rivenditore. Valido fino al 30 aprile 2015. A scuola di business. Oggi, musica. Si può avere la manutenzione inclusa nel prezzo senza che il costo diventi una nota dolente? Certo! I furgoni Volkswagen Transporter e Caddy non hanno solo il pacchetto Tech & Sound in omaggio, ma sono tuoi anche con finanziamento in 48 rate, TAN 425, TAG 684 e manutenzione ordinaria 4 anni o 80.000 chilometri inclusa fino al 30 giugno. Questa sì che è musica! Volkswagen Veicoli Commerciali. La prima regola per lavorare bene. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Digital Radio Flash. Ciao, sono Max. Ma è vero che la Digital Radio si sente perfettamente anche mentre guida in autostrada? Sì, perché è un sistema nuovo che migliora l'esperienza d'ascolto con una qualità dell'audio estremamente avanzata. E puoi ascoltare la tua radio in Digital Radio già sul 70% della rete autostradale. Lo sapevi? E allora muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio, il suono perfetto. Anche Radio Padania è in Digital Radio. Edilbona, lattoneria per edilizia, impermeabilizzazioni, rifacimento tetti con tegole e pannelli coibentati di qualsiasi forma. Edilbona, lavori con piattaforma aerea fino a 20 metri. Edilbona, ad Arcisate Varese in via Bevera. Informazioni al 348 22 94 662. Salve, sono Giovanna della Mondoflex. Mondoflex. Se avete tanta voglia di dormir bene, venite alla Mondoflex. Tanti nuovi prodotti di altissima qualità a prezzi decisamente contenuti. Vi aspetto. Mondoflex, reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Crema, Castelmella, Brescia e a Desenzano sul Garda. Quando vuoi regalarti un esclusivo momento di piacere, non c'è niente di meglio di un buon caffè. Un caffè preparato con l'inconfondibile Caffè Padano. Caffè Padano, l'espresso buono come quello del bar. Bevi un caffè Padano e sostieni Radio Padania. Chiama subito il numero verde 800 08 68 69 e acquista una fornitura di Caffè Padano. La macchina del caffè è in omaggio, grazie a Radio Padania, la tua radio. Chiama l'800 08 68 69 e prova direttamente a casa tua l'inebriante aroma del Caffè Padano. E ricorda, chi beve Caffè Padano sostiene Radio Padania. Caffè Padano. Mai assaggiato un espresso così? Ladri e rapine? Chiama Sicurbet e installa Dialogos. Telefono 389 11 89 705. Antifurto senza fili o videocontrollo da €980 netti. Chiama il numero 389 11 89 705. Prima è meglio che dopo. Sicurbet 389 11 89 705. Per traslocare ho scelto Grillo Antonino perché hanno cura del mio trasloco e del mondo in cui viviamo grazie a Ecotrasloco. Scegli Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità che rispetta anche l'ambiente. Chiamalo 02 43 52 24. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Intanto, settima puntata, dicevamo, dei soldi per profughi comune per comune su Libero, a cura di Marco Gorra, l'articolo su quanti italiani fanno i soldi col business dei rifugiati. Nel $500 miliardi stanziato per il triennio 2014-2016, si prevede dunque di continuare quest'anno e l'anno prossimo, emergono appalti pilotati, amici sistemati, inchieste. Messa giù brutalmente, se non sembra esserci forza al mondo in grado di arginare il fenomeno dell'immigrazione selvaggia, questo avviene perché su questo fenomeno
c'è un sacco di gente che mangia, scrive Marco Gorra. In certi casi mangia uno spuntino, in altri casi a livello di indigestione. La torta vale 2 milioni di euro al giorno, 500 milioni nel triennio, ed è logico che allo sportello della distribuzione delle fette di torta ci sia la fila. Prima di qualsiasi considerazione c'è dunque da fare i conti con questa banale realtà. La realtà è che esiste un interesse incredibilmente diffuso affinché alla voce immigrazione tutto continui a funzionare così come è adesso, e finché ci sarà, in presenza di una rete così capillare di soggetti che a qualunque titolo hanno interesse a massimizzare il guadagno, il business, anche solo pensare di poter risolvere il problema alla radice risulterà illusorio, velleitario, perché il business degli immigrati è interclassista, scrive oggi Libero, e ne beneficiano tanto gli individui che si trovano in fondo alla catena quanto coloro che vi si trovano in cima. Ci lucrano gli scafisti e la manovalanza. Il tariffario, reso noto ieri dai magistrati di Palermo, fa impressione. Il prezzo medio pagato dai migranti per raggiungere la Libia da paesi come l'Etiopia è sui $5.000, il viaggio in Italia 1.500, l'organizzazione previo pagamento di circa altri €400, poi consente la fuga dai centri della Sicilia e allestisce il viaggio verso altri paesi europei con un massimo di altri €1.500. Ci lucrano però, più o meno direttamente, anche le istituzioni. Per citare una sola fattispecie, va ricordato il $500 miliardi, appunto, stanziato 2014, 2015, 2016 dallo Stato italiano. $500 miliardi destinato ai progetti dei comuni, degli enti locali, per il sostegno ai richiedenti asilo. Sono soldi che in più di un'occasione finiscono per disperdersi in 1000 rivoli, e se l'impatto sulle condizioni dei richiedenti asilo è quel che è, analogo discorso non può farsi invece per quello sulle tasche di chi i soldi li maneggia. Il business dell'immigrazione funge anche da ammortizzatore sociale, qualcuno l'aveva detto fin dall'inizio in Sicilia, no? Scomparsa la Fiat, Termini Imerese, qua il business principale è diventato questo. Vale per tutti naturalmente il luminoso esempio del celebre CARA di Mineo a Catania, nel cui libro paga abbondano parenti e affini di svariati politici del posto. Le inchieste della procura si stanno svolgendo e bla e bla bla bla. Ancor più esemplare la vicenda della cooperativa 29 giugno e del suo dominus, il compagno Salvatore Buzzi, assurti all'onore delle cronache con l'inchiesta su Mafia Capitale. Una società, la 29 giugno, che aveva fatto dello sfruttamento intensivo dell'industria dell'accoglienza la propria ragione sociale, al punto da spingere il capo, Buzzi, ad augurarsi che per Capodanno arrivassero monnezza, profughi e bufere, per lucrare ancor di più sulla più redditizia delle voci di bilancio, quella rispetto a cui il traffico di droga rende meno, cioè l'immigrazione. Il business immigrati ha anche il suo indotto. Eloquente in questo senso la testimonianza resa pochi giorni fa da un militare della Marina Militare Italiana, secondo cui ci sono associazioni che vengono ben foraggiate per andare in giro a recuperare queste persone, cioè gli immigrati sui barconi. Perché aspettare che gli immigrati arrivino da sé, esponendosi a tutti gli incerti del caso, quando ci si può levare il pensiero e andarseli a prendere direttamente? Vedi appunto la celeberrima Operazione Mare Nostrum, da cui siamo partiti e che molti rimpiangono. È un indotto che non può che essere fortemente consociativo, perché nel business dell'immigrazione risultano impegnate realtà che sono espressione delle più diverse aree politiche, una specie di miracolo della lottizzazione, per cui convivono amabilmente le diverse organizzazioni senza pestarsi i piedi, perché c'è grano per tutti. L'emigrante, scriveva nel 1911 Ambrose Bierce nel suo Dizionario del diavolo, è un ingenuo convinto che un paese possa essere migliore di un altro. Nel secolo che è passato da quelle parole, per l'emigrante potrà non essere cambiato niente, ma lo stesso non si può dire per i soggetti riceventi, che un paese migliore degli altri l'hanno trovato per nascita o per elezione, il paese che sulla pelle dei disperati consente allegramente di tirar su un mucchio di quattrini alto così, scrive Marco Gorra oggi su Libero.
Il giornale poi pubblica una serie di intercettazioni dell'inchiesta di Palermo. C'è Ashgedom, soprannominato Amis, che parla con Ermias. Il primo è quello presente in Italia, Ashgedom Germay. Ermias Germay è invece uno dei due latitanti in Libia e gli comunica che adesso c'è molto movimento e che le cose stanno andando molto bene. Ermias, quello libico, chiede ad Amis, all'Ermias in Italia, colui che è arrivato al Cara di Mineo, ha fatto domanda di asilo, ha ottenuto l'asilo, è stato ospitato al Cara, dopodiché ha avuto il permesso di soggiorno, ha preso casa a Catania ed è diventato uno dei principali punti di riferimento dei trafficanti. Bene, l'Ermias libico parla all'Ermias che ha trovato posto in Sicilia e gli chiede come stanno andando le cose lì da lui, se stanno arrivando le barche. L'Ermias, quello siciliano, risponde che ne sono già arrivate 2 di Abdelrazak, il siriano, e 1000 persone da Medan, l'altro latitante in Libia, 4 giorni fa. Oggi, dice, ne è arrivata una di 1000 persone, ma ancora non si sa di chi è il gestore. Ermias gli chiede se sono tutti paesani, cioè etiopi e eritrei. E l'Ermias, quello di Sicilia, conferma, dopodiché domanda che ruolo abbia lui in questa cosa e gli spiega l'Ermias siciliano che lui va con le macchine a prendere dal centro di Catania, il Cara di Mineo, le persone. Poi le porto in città a Catania e organizziamo i viaggi per Roma. Ci facciamo pagare 1.500 euro. Di questi io guadagno 500 euro a persona. Ashgedom, quello in Sicilia, parla con una donna poi di nome Sara. Si scusa con lei perché è sempre impegnato al campo, al Cara di Mineo. Lui lavora con le persone che gli mandano tali Jabir, Ermias, quell'altro, quello che sta in Libia, e Abdelrazak, il siriano, anche lui latitante. Tutta la giornata, dice l'Ermias siciliano, è impegnato a trasportare persone con 3 o 4 macchine in città e ha una casa a disposizione dove mettere le persone. Confida alla ragazza inoltre che tutti e 3, Jabir, Ermias e Abdelrazak, hanno i suoi numeri di telefono dell'Ermias, quello che sta in Sicilia, al Cara di Mineo. Medan, uno dei latitanti, chiede se può avere problemi visto che ha del denaro. Abdou risponde che l'importante è utilizzare il denaro con attenzione, senza dare nell'occhio. Medan si informa come può gestire i soldi guadagnati. Abdou lo informa che il governo della Svezia controlla tutti i passaggi bancari e fa molte domande su tutto. Medan chiede se è possibile, una volta ottenuti i documenti, andare a Dubai, mettere i soldi in banca e poi rientrare in Europa. Abdou risponde che non ci sono problemi, perché basta mettere i soldi in una banca internazionale e comunque è consigliabile farsi aiutare da una persona che ormai vive da tanto tempo lì, è in regola e non dà sospetti. Prima di concludere, Medan informa Abdou che in Eritrea sta comprando una casa del valore di 13 milioni, non si sa in quale valuta. Ermias parla poi con tale Gerenzea. Quest'ultimo dice che sta chiamando dall'America per chiedere di un ragazzo che si chiama Efram Melake, che si troverebbe con loro in Libia, per cui Gerenzea ha inviato per Ermias, in Sudan, la somma di $2.300, 1.800 per la traversata del mare, 500 per l'alloggio, non riuscendo a trovare Yemane, responsabile per Ermias, i soldi li ha inviati a Kidan e aggiunge che ha avuto un contatto con Efram, il quale gli diceva che mancano ancora $200. Tutto ciò si svolgeva naturalmente tra la Libia, i paesi, in questo caso addirittura l'America, gli Stati Uniti e il Cara di Mineo. Mancano $200 e dice all'Ermias siciliano che lui ha mandato la cifra concordata. Ermias dice che i soldi in più può essere che li ha trattenuti in Sudan chi li ha ricevuti come compenso per la spedizione del soggetto umano. Gerenzea specifica che oltre alla cifra di $2.300 ha pagato anche $250 come compenso per la spedizione abusiva. Ashgedom, parlando invece con una donna, dice che sono arrivate 1000 persone tramite Ermias e questo ha guadagnato $100.000. Ermias quello libico, naturalmente. Dopodiché una donna chiede ad Ashgedom, l'Ermias siciliano, se ha chiamato l'Ermias libico. Ashgedom risponde che Ermias ha il telefono spento perché oggi è arrivata una sua nave e quando lui fa partire una nave ha sempre il cellulare spento. La donna, riferendosi ad Ermias, quello che sta in Libia, dice ad Ashgedom, che è l'Ermias siciliano,
che per lui è molto meglio se va via dalla Libia. Ashgedom le risponde che per Ermias è molto difficile uscire dalla Libia perché ormai è ricercato da tutti e rischia da 5 a 10 anni di carcere. Per lui sarebbe meglio tornare ad Addis Abeba, in Etiopia, perché ormai ha guadagnato tanti soldi da vivere benissimo per 20 anni. Ogni nave che manda guadagna $80.000. Ashgedom continua parlando di Ermias, quello in Libia, dicendo che quelli che lavorano con lui sono chiamati i colonnelli, che lui i soldi dei ricavi li mette in Svizzera e in Israele e che ora lui gli deve inviare le sue fotografie per fargli fare la patente di guida libica. Poi parla di un uomo di fiducia di Ermias che abita a Khartoum, tale Mulugata Abai, che raccoglie dei soldi, $30-40.000 per conto di Ermias e poi glieli invia. Ermias, il libico, parla poi al telefono con un certo Teshfit. Costui riferisce che ha attualmente 164.265, presumibilmente dollari, e Ermias dice a questo Teshfit di prendersi la sua parte come ricompensa e di aggiungere 4.000 per la commissione. Domanda inoltre se ha i codici giornalieri e Teshfit risponde che ancora non sono arrivati. Teshfit lo informa poi che una delle due persone continua a chiamare ed è preoccupata e chiede se sono andati da lui. Ermias dice che non sono andati con la sua organizzazione e aggiunge di aver parlato con un libico per le 37 persone che arriveranno dopo 2 giorni. Deve spiegargli di non chiamare troppo, altrimenti rischiano di essere intercettati. Ermias afferma che loro fanno il lavoro di ladri e non sono il governo che può aiutare e ascoltare tutti. Medan, uno dei latitanti in Libia, dice a un uomo eritreo che sta accogliendo 33 migranti e gli chiede di cercare un ragazzo tra i migranti di nome Hawet. Di seguito discutono di migranti che devono arrivare o partire. Medan dice all'uomo che lui non ha alcun problema, l'unico è che ha troppi migranti, quindi spera solo che possano arrivare a destinazione sani e salvi. I due, in tono ironico, scherzano su quello che viene detto di Medan e di un altro trafficante via web, cioè che il trafficante mette 500 migranti in un barcone, capienza giusta, mentre Medan ne imbarca più di quante il barcone possa accogliere, quindi ne aggiunge altri 500 ai previsti 500. Un tale Isaias parla poi con una ragazza di nome Haben Aben, che gli dice di essere arrivata ora e di essere da poco uscita dal carcere. L'uomo chiede alla donna se una ragazza di nome Zemar sia già partita. L'interlocutrice risponde di sì e che già una barca è partita e loro non sanno quando partiranno. La ragazza dice poi di aver saputo che nella spiaggia dove devono essere portate ci sono già circa 1000 persone e che lei vuole andare in quella spiaggia perché ci sono le sue connazionali. L'uomo cerca di farla riflettere perché con un numero così elevato di persone si rischia la vita. La ragazza risponde che ci penserà e chiede a Isaias di mettersi d'accordo per il pagamento del viaggio. Ashgedom, invece, l'Ermias siciliano, quello del Cara di Mineo, in un'altra conversazione parla con una donna in un'altra lingua. Le dice che sono preoccupati in quanto non si hanno più notizie di un'imbarcazione. La donna chiede quando sia partita questa imbarcazione e quante persone c'erano a bordo. Ashgedom dice che ce n'erano 260, la nave era partita da 11 giorni. Spiega anche che riceve tante telefonate dei parenti che si trovano in Etiopia e Eritrea e lui non sa cosa dirgli. Ashgedom parla ancora, altra telefonata, di eritrei che volevano fuggire da Favara. Li ho portati in auto poco alla volta per non destare sospetti, sono già arrivati in Sicilia, costoro. Continua dicendo che tornerà a Favara in quanto sono tantissime le persone che vogliono fuggire. La donna chiede se abbia spazio a sufficienza per ospitarle tutte e Ashgedom dice che le fa dormire anche in piedi e che in questo momento nella casa di Catania ha ben 117 persone in casa. Aggiunge che appena arrivano i soldi le fa partire subito. I vicini si saranno accorti. Medan poi, latitante in Libia, parla con un eritreo. L'uomo gli dice che lui può mandare i soldi in varie località: America, Inghilterra, Germania, Norvegia e Israele. Medan risponde che lui ha già contatti per Israele e Italia e chiede al suo interlocutore di dargli il nominativo del soggetto che si trova in Inghilterra. Infine c'è Zeli che parla con Medan, latitante in Libia. Quest'ultimo gli dice che i suoi migranti sono arrivati e che solo quest'anno ha lavorato molto bene, ha fatto partire 7-8 mila persone. Poi ad un altro uomo riferisce
che stanno organizzando per consentire la partenza di tutte le persone, e aggiunge che qualche giorno fa hanno organizzato un viaggio di altre persone ma che non sanno che fine hanno fatto, dicendo che probabilmente sono morte. Medan dice poi di avere nascosto circa 600 persone e che ieri notte le ha fatte partire. In un'altra intercettazione l'interlocutore gli dice che di quei 400 migranti partiti ne sono sopravvissuti soltanto 4, e questi sono alcuni degli estratti delle intercettazioni che sono al centro dell'indagine della Procura di Palermo. Pezzo della tradizione musicale armena. Giusto il tempo di dare un'occhiata alla prima pagina dell'ANSA, che ora ha un aggiornamento. Secondo i pubblici ministeri, per quanto concerne la nave colata a fondo l'altro giorno, c'è stata collisione con la nave, erano 850, dice la procura, i migranti a bordo. Così aggiorna l'agenzia ANSA. Noi ci salutiamo qui con 3 minuti estratti dall'8:30 alla trasmissione di La 7 di ieri sera, l'intervento di Matteo Salvini proprio su questa questione. Onorevole Salvini, lei tra l'altro è anche eurodeputato, lei dice invece che l'Europa è il problema, non la soluzione, ma quindi l'Italia dovrebbe affrontare da sola questo problema dell'emergenza immigrazione? Ma l'Europa se ne frega. Non più tardi di 1 anno e mezzo fa il Parlamento europeo ha votato per la conferma del fatto che se sbarcano in Italia rimangono in Italia, col voto contrario della Lega e di pochi altri. L'Europa è un grande centro commerciale che dei diritti umani non si interessa più di tanto. L'Italia, intanto che le istituzioni internazionali si svegliano, dovrebbe fare l'Italia. È quello che adesso dice Renzi, noi lo diciamo da alcuni mesi, però eravamo cattivi. Io ho visto il telegiornale di La 7,
e c'è l'allarme perché ormai tutte le istituzioni dicono ci sono 1 milione di immigrati pronti a partire. Io lo dicevo 6 mesi fa ed ero allarmista, sfascista, uno che parlava alla pancia. Io non mi piace dire che l'avevamo detto, però il fatto che l'aumento delle partenze avrebbe causato migliaia di morti l'avevamo detto. Ora o si interviene in Nord Africa oppure fra un mese saremo punto e a capo. Il problema non è chiamarla Mare Nostrum o Triton. Prendere atto del fatto che l'Europa, a cui noi paghiamo 16 miliardi di euro, non muove un dito, l'ONU, che costa 15 miliardi di euro all'anno, per il momento non muove un dito, allora organizziamoci per intanto come fa la Spagna, come fa Malta, come fa la Grecia, come fa la Francia. E cioè? Cosa vuol dire organizziamoci? Perché c'è una barzelletta su organizziamoci, ma non... Cioè difendiamo i confini. Cioè difendiamo i confini. Cioè difendiamo i confini, soccorriamo chi va soccorso, come fanno gli australiani, come fanno i canadesi, come fanno i maltesi, ma impediamo lo sbarco di centinaia di migliaia di persone. Ovviamente non sono si pregano sbarcati, 700 morti e va bene. Ma guardi, dall'hotel Antares, 4 stelle a Piancavallo, in Friuli, in provincia di Pordenone, sono scappati ieri 46 presunti profughi. Questi non sono profughi, in stragrande maggioranza sono immigrati clandestini che non scappano da nessuna guerra, quindi noi accogliamo così riconosco ma Salvini, la fisica e l'economia ce lo così ci ricorda come è passato gli ultimi giorni, gli ultimi mesi, non dicendo là per aiutare queste persone là, rischio, ma chiedendo agli italiani di firmare per il diritto di asilo, giocando sul diritto all'asilo dei profughi e raccontando agli italiani che qui in Italia si danno soldi agli immigrati quando non è vero, e perché oggi gli immigrati hanno un costo di 35 euro contro i 45 di quando c'eravate voi. Noi paghiamo colazione, pranzo e cena a decine di migliaia di clandestini. Per quello che accadeva, voi date fuoco e benzina sulla campagna elettorale raccontando cose che non sono vere. Per cui ci ricordi correttamente come è passato le ultime settimane. Mi scusi. E mi pare evidente che non siamo in grado di dire come l'Italia deve affrontare questo problema, mentre noi riteniamo che o lo si prende alla radice, cioè alla partenza dalle coste africane, oppure cosa vuol dire difendere le coste italiane? Non erano armati. Cosa vuol dire difendere le coste italiane? Sulla sua coscienza da chi e da pesano cosa? 5.000 morti. Allora, Salvini, lei mi ha scusi. sulla coscienza 5.000 morti. Assolutamente ragione. Più ne partono, più ne muoiono. I Io cattivi li sono sento quelli sulla che li mia fanno coscienza. partire. Bisogna avercela una coscienza per avere sopra i morti. Ecco. Io ce li ho, da legislatore italiano ce li ho. Lei da legislatore europeo Guardi, se poi ci questo è il racconta suo cosa livello sulla parte coscienza. male. Salvini. Se questo è il suo livello parte male.